Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento lunedì, mercoledì ci facciamo l'autopubblicità durante la ripresa delle pubblicità. Avete visto il titolo, calcio che confusione, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Allora rapidamente, perché abbiamo già i prossimi ospiti collegati, prima Elisabetta Corazza dalla redazione. Elisabetta, ci sono novità via web? Allora, se prima avete detto in studio che il Torino aveva comunicato sul suo sito ufficiale di aver trovato un giocatore senza rivelarne il nome positivo al coronavirus, invece Lecce e Napoli hanno dato notizia che sui test serologici effettuati e sui primi tamponi i giocatori sono risultati tutti negativi. Bene, hai altre notizie? Ricordiamo anche che Dybala è guarito dopo tante settimane dopo la prova di 2 tamponi, certo. Wow. Perfetto, andiamo con i messaggi, andiamo a leggere i messaggi, vediamo che arrivano i messaggi. Stranamente in questo paese non ci riusciamo mai a mettere d'accordo, tirare una riga e ricominciare da zero pare così brutto, è vero che questo. Andiamo nel prossimo messaggio, ne passiamo 4 grazie alla regia. Eccoli qua, ho sentito che vogliono giocare il ritorno di Champions League, Juve-Lione a metà agosto. Non mi pare la decisione corretta, visto che farà molto caldo e molti saranno in ferie. Io mi domando, vedo nei social tante situazioni, la B, 2 gironi da B a 20 squadre, la A 20, la C 3 gironi con la Serie D. Se devono ancora decidere cosa fare in questi campionati, come fanno già a prevedere quello che succederà? Prima diranno se terminano o no e poi diranno cosa si farà, però giustamente ognuno dice la sua, è tutto ancora da decidere se si continuerà oppure se non si continuerà. Andiamo nei prossimi messaggi. Arriva? Parliamo dei dilettanti, poi sentiremo anche loro. Noi società di parrocchia che facciamo tutto come volontariato, come facciamo a rispettare tutte queste regole igieniche? Non siamo professionisti, noi ha ragione che questo, ne parleremo dopo ovviamente. Leggiamo l'ultimo. Arriva, eccolo qui. Come si può pensare che il calcio italiano possa essere riformato se è affidato a quelli che lo hanno ridotto in queste condizioni? Saluto a tutti gli ospiti precisosi. Daniele Garbo, eccolo qui, l'avete sentito, detto che ci segue. Ciao Daniele. Daniele ci segue da Roma, quindi lo salutiamo ed è collegato. Anzi, se poi vuole intervenire telefonicamente ci farebbe grosso piacere, perché così testimonia che ci sta vedendo da Roma e ovviamente anche troviamo il modo di salutarlo, che tanto che non lo saluto. Collegato abbiamo Renzo Olivieri e Gianni Grazioli, come dicevo, Renzo Olivieri presidente dell'associazione allenatori e Gianni Grazioli direttore generale dell'ECI. Lo saluto, allora saluto per dovere, per rispetto, perché è tanto che non lo vedo, mi sembra sempre giovane uguale. Renzo Olivieri, ciao Renzo. Ciao, ciao. Allora Renzo, questa sera hai qui e ti seguo volentieri. Ecco, hai Stefano Eder che lo conosci anche, e hai Pieraldo dalla Carbonare che era un tuo grande estimatore, quindi stasera puoi sbizzarrire. Buonasera mister, la vedo in grande forma. Ciao mister. No. Ecco, aspetta che saluto anche Gianni Grazioli, direttore generale dell'EC, che tanto non lo vedo, quindi lo saluto molto volentieri, un amico. Ciao Gianni, grazie anche a te di essere disponibile. Ciao Giorgio. Allora, da dove cominciamo? Da dove tutti gli ospiti che sono tutti amici. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Gianni, li conosci Pieraldo, tutti? Jacopo Tognon, Stefano Edel e poi soprattutto il grande Renzo con cui ci sentiamo spesso ultimamente al telefono. Grande presidente. Io ricordo che con Gianni Grazioli, Gianni mi ricordo voglio ricordarlo, che siamo stati assieme, merito tuo ovviamente nell'associazione italiana calciatori, io in una televisione, abbiamo fatto la prima festa dei calciatori del Veneto alla fiera di Vicenza, la prima edizione proprio, l'hai organizzata tu, eravamo io e te assieme, quindi lo ricordo sempre con piacere. Detto questo era così un amarcord perché sono passati tanti anni. Da dove iniziamo? Con gli allenatori o con i giocatori? Lo ti chiedo a voi. Io partirei per rispetto nei confronti di Renzo. Renzo, vero? Intanto lo rivedo, non cambi mai. Cioè, passano gli anni, sei sempre uguale. Beato te, non so, qual è l'elisir? Qual è l'elisir? Non te lo posso dire. Ma lo sappiamo noi, mister. Ci siamo fatti l'idea. No, la domanda, io mi sono appropriato della... Eccolo qui. Io credo, Renzo... No, è davvero in forma, sì, ma lo vedo bene. Io credo, Renzo, che in questo momento, facendo anche i ragionamenti che abbiamo intavolato prima con Ivan Zazzaroni e con Andrea D'Amico, il calcio italiano debba, visto che abbiamo anche qui un vicepresidente di Lega Pro, debba farsi una domanda prima ancora di decidere se riprendere o non riprendere.
questa benedetta riforma, che ormai mi pare non sia più rinviabile, si può o non si può fare? Perché se si fa una riforma di un certo tipo con delle ipotesi che sono circolate in queste ore, l'associazione calciatori insorge perché c'è un taglio netto a livello di professionismo. Voi allenatori, chiaramente si riducono anche le panchine, potreste obiettare qualcosa. Cioè, io dico, ne sento parlare da una vita e non si fa nulla. Secondo te, che sei uno ormai veterano del mestiere, c'è o no in questo Paese la volontà, virus o non virus, di fare la riforma del calcio italiano? Se la riforma è la riduzione delle squadre professioniste, è un esperimento che è già cominciato da tanto tempo. Ricordo che eravamo 90 e rotte, ora sono 60, si può arrivare anche a 30, ma i problemi rimangono. O c'è un altro modo di gestione di tutta la cosa? Io credo che non dipenda dai numeri. Poi che si debba vedere se questo sistema riesce a sostenere questo numero di squadre, anche questo è un discorso credo che vada affrontato, ma nell'interesse anche di chi fa il calciatore nelle categorie tipo la Serie C e Lega Pro, perché probabilmente lì qualcosa credo che vada a rimediare. Pieraldo, lo conoscete, potete chiedere anche a Jacopo, potete intervenire, cioè possiamo dialogare anche con Gianni Grazioli, cioè tanto è collegato diretto. Sono straconvinto che non ci sono risorse per tutte le squadre, dobbiamo dirlo, quello è quello che butta il calcio italiano e quello bisogna ripartirlo. Che poi le spartizioni siano fatte in maniera diseguale, quello lo abbiamo sempre detto, è sempre stato e purtroppo, dico purtroppo, sempre lo sarà. Allora cosa bisogna dire? Bisogna dire che, anche se questo dispiace dirlo, che non c'è pappa per tutti, per cui bisogna ridurre. Allora io dico, cerchiamo di far sì che cioè, valutare attentamente quali sono le società sane, perché dopo anche lì, perché poi bisogna dire che dove ci sono un movimento di tanti soldi, c'è l'infiltrazione di tanti e tanti personaggi, purtroppo, sia a livello di presidenti che a livello di procuratori che a livello di intermediari. Però Renzo Olivieri ha detto sì, cambiamo, ma ci vuole un'altra mentalità. Non sì, ma dico allora bisogna cambiare sia una cosa che l'altra, bisogna ridurre le squadre e dopo anche cercare di mettere determinati parametri e di sorveglianza soprattutto sulla moralità delle persone. È vero, in tutto questo Gianni Giorgio, posso dire solo una cosa, poi dopo io vi devo salutare. C'è Andrea, saluto intanto Renzo e c'è anche Andrea D'Amico, Gianni, non ti vedevo più collegato, pensavo non ci fossi più. Andrea, prego. Poi vi saluto, volevo dire solo una cosa, sono d'accordo, conosco tutti, ho stima veramente di tutti quelli che ci sono e non lo dico per piaggeria. Sono 30 anni che lavoro in questo settore e dico che quello che ha detto Pieraldo è giustissimo, però purtroppo penso che cambiando, lasciando questo sistema così, non serve a niente diminuire i giocatori o diminuire le squadre, perché i vizi rimarrebbero gli stessi. Allora dico solo una cosa, prima ho detto che la distribuzione dovrebbe essere diversa, ok? Se non si ha il coraggio di capire che il mondo è cambiato, che il sistema del calcio è cambiato, ho detto ci sono due vie. O si danno più soldi alle piccole e si distribuiscono in maniera diversa, perché ricordo solo una cosa a livello storico. All'inizio, 30 anni fa, forse anche di più, le società di calcio non erano a scopo di lucro. Cioè vuol dire che tutti, proprio per statuto proprio delle NOIF, tutti gli utili prodotti da una società di calcio dovevano essere reinvestiti nel mondo del calcio, perché comunque era una ricchezza autarchica che si autoalimentava. Cosa è successo poi? La sentenza Bosman, che ha detto che si potevano tesserare tutti i giocatori dell'Unione Europea liberamente, ha un po' scompaginato i termini. Allora le società italiane che prima investivano in Italia sono andate e quindi queste ricchezze si sono
espanse. Successivamente le società sono diventate a scopo di lucro, quindi i presidenti comprano una società e possono comunque beneficiare del lucro eventuale di questa società. Allora dico una cosa, il mondo ormai è cambiato, Certo. Sarebbe molto meglio, la mia sensazione è, sarebbe molto meglio dare ai presidenti, intanto per me è assurdo che il calcio italiano debba pagare le tasse come se fosse un'azienda normale, perché sappiamo che mantiene tutti, l'ho già detto, però non è possibile che per dare un determinato salario ad un giocatore solo il calcio debba dare il doppio e tutti gli altri sport devono inventarsi dei falsi dilettanti perché non hanno modo di darlo. Due, scusa Giorgio, scusa solo questo e poi vi saluto. No, rimani, basta. Per non trovarci ogni anno, perché ogni anno falliscono società in Serie C, in Serie B, in Serie A, abbiamo visto il Palermo è fallito l'anno scorso, e per non trovarci in questa situazione e per non avere degli imprenditori che hanno paura di investire nell'azienda calcio, perché se si trovano in zona retrocessione devono andare scortati a casa ogni giorno che giocano, ogni partita che fanno in casa scortati dalla Digos, dobbiamo dare a loro la sicurezza di un progetto, la sicurezza di una categoria, perché un mio carissimo amico che è Stefano Bonaccini, presidente del Carpi, che ha vissuto il sogno del Carpi dalla C alla Serie A, poi è stato costretto a vendere perché è retrocesso di nuovo in Serie C, non era più lo stesso progetto di prima. Certo. E quindi dico questo, dobbiamo investire in stadi perché abbiamo degli stadi vergognosi, dobbiamo investire in centri sportivi. Allora dico, se dessimo a questi presidenti la sicurezza di avere una categoria, tanti imprenditori che adesso hanno paura di investire perché l'azienda calcio è troppo aleatoria, investirebbero nel calcio. Investirebbero di più. Andrea, i presidenti sono all'altezza di gestire questo tipo di calcio? Andrea, non andare via, intervieni, se puoi rimanere, mi fa piacere che tu rimanga. Sentiamo che il parere poi ti faccio intervenire, però ovviamente lui parla da un lato economico, non da un lato sportivo, parla soprattutto sotto un profilo economico. E tutto questo, Gianni Grazioli, i calciatori che fine faranno? Se, come si sente dire, la Serie C non partirà, molte società spariranno. I calciatori, l'associazione calciatori, cosa dirà in merito? Intanto voi avete messo tantissima carne al fuoco e mi sono ritrovato, l'ho seguita dall'inizio della trasmissione, in quello che diceva in buona parte sia Ivan Zazzaroni che anche poi Andrea D'Amico. Non è vero, come diceva Stefano Edel, che non è stata mai fatta nessuna riforma del calcio. Pochi anni fa c'era anche la C2, vi ricordate? Erano 90 squadre e siamo passati a 60 squadre. Da 90 ne abbiamo eliminato. Non ti si sente più. No, si è fermato. Ecco, vai pure Gianni, adesso ti risentiamo, vai pure. Dove mi avete perso? Da 90 a 60. Da 90 a 60. Da 90 a 60. È stata fatta una riforma. In questi ultimi anni molto è stato comunque fatto ugualmente a livello di normative e Renzo Olivieri ne è buon testimone per essere stato tanti anni sul campo di battaglia in Consiglio federale assieme e sono state fatte tante norme per migliorare la tenuta economica delle società. Sono state inserite finalmente le fideiussioni che prima, fino a pochi anni fa, non c'erano ed hanno garantito molte risorse che in passato non venivano poi onorate dalle società che fallivano, che saltavano, che non si iscrivevano ai campionati. È vero, ci vuole una miglior redistribuzione delle risorse. Verissimo quello che diceva Andrea D'Amico. Bisogna cercare di essere più solidali verso le categorie inferiori. È di questi giorni la notizia che in Germania le prime 4 squadre della Bundesliga abbiano finanziato con 20 milioni le squadre delle categorie inferiori. Questa è una grandissima opera di solidarietà. Defiscalizzazione, ne parlava prima giustamente il buon Andrea D'Amico. Con la Federcalcio e la Lega Pro, ne sarà buon testimone Jacopo Tognon, stiamo cercando di varare un accordo per attivare un fondo solidaristico, perché il governo deve tener conto del mondo dello sport, che da qui in avanti sicuramente mancheranno delle risorse, come purtroppo in tanti altri settori dell'economia italiana.
L'augurio è che appunto vengano prese in esame le defiscalizzazioni necessarie per chi avrà intenzione di investire ancora nel mondo del calcio. Sarebbe auspicabile pertanto l'introduzione di uno specifico credito d'imposta nell'ordine del 30% finalizzato a incentivare le imprese, parlo di imprese, che promuovono la propria attività, i presidenti che sono gran parte degli industriali e che in questo momento dovranno ben guardare di salvaguardare le proprie aziende con i propri dipendenti prima di poter reinvestire nel mondo del calcio. Gianni... Quindi vanno aiutate, scusami finisco, vanno aiutate le aziende, le società professionistiche, ma nello stesso tempo anche quelle dilettantistiche, perché il credito d'imposta, che in questo caso dovrebbe essere utilizzato solo in compensazione, potrebbe aiutare tantissime società dilettantistiche che in questo momento vivono del volontariato e della beneficenza dei vari presidenti. Certo, Gianni, però io vorrei arrivare al sodo, perché state dicendo tutte le cose corrette. Però io vado all'attualità, a oggi. Allora, oggi succede che è venuto questo maledetto virus, ha scoperchiato davvero questa volta il coperchio della pentola. La domanda è, se andiamo nel caso peggiore, prima diceva Zazzaroni, se hai seguito Gianni Grazioli, che 4/5 di società fallirebbero se termina il campionato, parlo di Serie A, e quindi ci sono alcune società che non hanno pagato nemmeno i mesi di gennaio e febbraio, l'ha detto Zazzaroni, non io. Se è così, è vero. Ecco, se così in Serie A, in Serie B immagino ancora di più, in Serie C una valanga, mi domando, l'Associazione Italiana Calciatori, e prendo anche Renzo Olivieri, l'Associazione Italiana Allenatori, perché perderanno il posto anche molti allenatori, cosa deciderà di fare in un prossimo imminente futuro? Lasciate stare le riforme, domani Gianni, la Serie C non riprende, falliscono 20, 30, 15 società, che ne so molte, la Serie B diverse, cosa succederà a tutti i giocatori che non avranno più squadra e a tutti gli allenatori che non alleneranno più? Questa è la domanda che i nostri telespettatori vogliono sapere dall'Associazione Italiana Calciatori e dall'Associazione Italiana Allenatori. Ma mi sembra abbastanza intanto catastrofica la dicitura saltano 20, saltano 30, saltano 40 No, Ci sono purtroppo in Serie C? Ci sono purtroppo delle situazioni. Allora, in passato, se andiamo indietro di 5-6 anni, in Serie C saltavano 15-20 società. L'anno scorso quante società sono saltate? No, ma però che quest'anno sono saltate. Allora, l'anno scorso eravamo a 56 squadre, siamo riusciti ad arrivare a 60, con tutta una serie di paletti, tutta una serie di norme che prevedono che ci deve essere solvibilità per poter fare calcio, perché non è obbligatorio fare calcio, deve fare calcio chi ha le possibilità economiche. Però Gianni, scusa, Gianni, scusa se ti interrompo, scusami se ti rompo, è tutto corretto, che questo però succede, che anni fa, come dicevi te, un po' l'economia stava riprendendo, oggi l'economia, le piccole aziende che davano i 20.000, i 30.000 alle società di Serie C, Serie D, se l'azienda è andata bene in questo periodo qualcuna gliele dà, ma moltissime aziende, lo sai anche tu, ovviamente hanno dei grossi problemi, allora i soldi che prima davano alla squadra di Serie C, visto che la Serie C è un bagno di sangue, e alla Serie D, li investono nelle proprie aziende. Così. E quindi la Serie C, la Serie D non ha più questa potenzialità. È per questo che ti dicevo che molto probabilmente la Serie C ha ancora più problemi di tutte le altre. È proprio così. Ma sicuramente tutte le società, ma anche in Serie A, l'avete detto voi che ci sono delle società che hanno dei grossi problemi, e parliamo di Serie A. Sicuramente io prima dicevo che ci vuole un'opera che tutte le componenti del calcio si devono sedere, magari, anzi sicuramente con il governo, attorno a un tavolo, per trovare una situazione perché si riesca a far da questa piramide, dal vertice della piramide, far convergere verso le categorie più basse una maggior entrata economica. Quindi va rivista sicuramente la legge Melandri, questo in primis. Renzo Olivieri, invece, secondo te, per il ragionamento che ho fatto, che molte società, io mi auguro, ovviamente sento i numeri, ho detto Gianni Grazioli 10, 15, 20, ma mi auguro non ce ne siano nessuna, però ho fatto quello che sento dire ed è abbastanza vicino alla realtà, e quindi salteranno anche molti allenatori. Cosa succederà secondo te, Renzo Olivieri? Perché in prospettiva, e questo è il vero dramma, oggi dobbiamo parlare di questo e dobbiamo prendere una decisione, dovete prendere una decisione, tutto su questo, non su altri fatti o nella storia o sulla storia del calcio. Renzo Olivieri. No, ma noi non vogliamo prendere decisioni sulla storia del calcio, bisogna prendere decisioni inerenti alla situazione del momento. Siccome il momento
è grave per tutti, la prima idea, io credo che debba passare questa, la prima idea è che tutti dobbiamo tirare la cinghia, non c'è altra soluzione per cercare di mantenere in piedi tutto il sistema. Poi ognuno può avere, io per mettere un po' di ordine, può avere anche idee diverse. Io di quello che diceva l'amico concordo con tante cose, meno che su quella di dare sicurezza ai presidenti che non c'è retrocessione. Insomma, il nostro campionato ha una storia, ha una conformità fatto di promozioni, i nostri campionati, di promozioni, retrocessioni, guai a stravolgere questo pensiero. Io credo che il mondo del calcio possa rimanere in piedi, ma come la nostra società è, perché non si può scappare da questo. Chi ha di più bisogna che dia una mano a chi ha di meno. Nei momenti di grave difficoltà è questo. Poi, come principio generale, io pensavo anche prima del coronavirus, che la distribuzione delle risorse secondo me non era giusta, bisognava che fosse fatta in modo diverso, perché andando avanti negli anni si vede che la forbice tra le grandi e le piccole si è sempre andata dilatando. Per cui il discorso delle riforme, io credo che la riforma prima dovrebbe essere questa, poi applicata in un momento particolare come questo, ma noi, voglio dire, noi associazione allenatori e noi associazione calciatori insieme ci siamo seduti al tavolo per vedere di dare una mano alla società, ognuno deve fare la sua parte e noi abbiamo detto noi a fare la nostra parte ci stiamo. Certo, allora Andrea, poi saluto Andrea, poi Jacopo Togno e Stefano Ede. Andrea, rapidamente, che devo, ti saluto ovviamente e ti ringrazio, il tuo ragionamento è giusto, però ovviamente bisogna dividere, come hanno detto tutti ovviamente, che i presidenti di Serie A e lo Stato elargisca ovviamente dei contributi alle società più piccole, però questa che è un'utopia per me, perché la vedo, come diceva Pieraldo Carbonale, molto impegnativa e difficile. Impossibile. Ti dico io, Giorgio, impossibile. Aspetta che saluto Andrea, così lo saluto. Andrea. Solo, scusate, ha ragione Pieraldo dire impossibile, lo può fare solo una legge dello Stato. Un conto è dire cosa sarebbe giusto fare per risolvere una situazione. Se siamo in una situazione di difficoltà ancora più acuita da questo problema che è arrivato per la pandemia, è ovvio che le cose che come sono andate finora non vanno bene. Quindi il realismo di cui parla Pieraldo, che è un caro amico, è una persona esperta, navigata, che ha vissuto tanti di questi, io lo condivido, però andare avanti così non farebbe altro che perpetuare questi errori. La mia visione è una visione per non trovarci più in questa situazione, perché è ovvio che gli interessi personali cercano sempre di prevalere sull'interesse del collettivo, ma ora come ora, soprattutto siamo rimasti fuori dai mondiali di Russia 2018 e non è cambiato nulla. Adesso è arrivata questa pandemia, se questi segnali non fanno in modo che, come è cambiata la vita nostra, che ci dovremmo abituare ad altre cose, se così anche il calcio non capisce che ogni anno falliscono società perché questo sistema non tiene, allora non serve a niente essere realisti, cioè sarebbe equivalente che a dire andiamo avanti così, ma se andare avanti così purtroppo ci crea queste situazioni, ci mette in queste difficoltà, vuol dire che così non va bene. Quindi il realismo di Pieraldo è giusto, ma la mia visione è perché la situazione possa cambiare. Vi saluto con piacere. È giusto quello che dice, è impossibile attuarlo, questo volevo dire. È chiaro, però lui dice se proviamo, non potrei mai fare. Però Pieraldo, Andrea D'Amico dice se lo proviamo è uno dei sistemi per cercare di salvare la baracca e Burattini, dice questo. Grazie. Guarda Pieraldo, scusa, posso dirti solo una cosa, Pieraldo? Tu sei stato, purtroppo hai subito tante ingiustizie dagli arbitri, vi ricordo benissimo, no? Come tutte le piccole squadre. Sembrava impossibile che questo sistema potesse cambiare e che potesse entrare in campo la tecnologia. Abbiamo visto campionati del mondo, coppe dei campioni falsate da decisioni arbitrali.
siamo stati buttati fuori come Italia dal mondiale del 2002 in Corea da un arbitro che poi è venuto fuori dalle carte che era corrotto, finché tutto il mondo ha detto basta con questa cosa, dobbiamo mettere in campo la tecnologia con tutti poi gli altri problemi che ci sono. È vero. Quello che sembrava una rivoluzione tecnologica non applicabile al calcio è arrivata, mi auguro che si possa cambiare così. Stiamo parlando fermo, di grazie, saluto da Andrea, togliere a determinati, saluto, abbiamo Olivieri e Gianni, grazie Andrea D'Amico, grazie. Ciao, saluto, grazie, allora, dovevo intervenire per Gianni Grazioli e Olivieri, faccio così, Renzo Olivieri, Gianni Grazioli, potete rimanere dopo la pubblicità 5 minuti? Risposta. Sì, Gianni? Sì. Bene, andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco. Adesso sono